Lasciate 3000 mi piace. E scrivete la frase meme qui sotto nei commenti più bella per questa foto. Ciao! Benvenuti a canale Sperala, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come sempre, siamo a casa di Chef Franco. Siamo sempre qua. Allora, voglio, non è per dirlo, Però lo diciamo. ma manna tutti. Ma stanno sempre a io ci cucinare, io ci fa. Chef. Sempre che mi hanno pagato. Sempre che mi hanno. Allora. No, c'è! Allora, una persona brava. Una volta mi portava 2 bottiglie di vino con ciao, ho detto tutto. Quella persona Ma sono io. sinceramente, tu, questione palle, a chi le baceresti? Perfetto. A mezzo. Allora ragazzi, oggi cosa faremo? Oggi faremo un gioco che ho visto qualche anno fa su YouTube, lo volevo portare anche io. What do you meme? What do you mean? Non leggere la scena. Più capimmo l'italiano, Chef, capimmo un napoletano dopo. Leggi come si chiama questo gioco, chef? What do you meme? Meme. Che cos'è il meme, chef? I meme sono quelli là che fanno su TikTok. Siamo noi meme! Perché? Ok. Ma qua non stanno le istruzioni. Non stanno le istruzioni, cavolo. Frate. Allora, trovate 2 o più amici e sedetevi intorno a un Solo tavolo. fino a qua. No, però non in tavolo. Fatto 6. Se non avete più di 2 amici, cominciate a frequentare un pub. Un bar. Se non ti muta. Allora me la non ti sei passato. 2 caffè e non 2 frutta, 11. Faccio piacere. Mutuo. Mi si è detto male, un giorno dicete che ma io voglio offrire io, ci leva da mano, come bevi, sei ospite, 11. Ma devo scendere 3 volte innanzi a chi c'è ne scelto, no, Per iniziare, ciascun giocatore pesca 7 carte di didascalia, che penso siano queste qua piccoline. Le carte di didascalia sono quelle con le didascalie stampate sopra, altrimenti non si chiamerebbero così. Ma che la cizzi? Non lo so. Stanno viene per culo. Beh, però meno ci sa. Di solito il giocatore che ha più follower su Instagram inizia come giudice. Chi ha più follower? Andrea. Andrea è il primo giudice. Quindi quanti follower hai? 406. Sei fiero. 406. Chiaro, Sei fiero. sei fiero, 406. Quindi 400 sei fiero. chiaro. A meno che non si sia comprato i follower, e questo non lo sappiamo. Cioè io e chi sta si facendo 150 anni. Ma di qua, what do you C'è mean? molto meglio un me. Ti ricordi 26 figli a poi. Chef Franco, 2 figli, 3 case, un mutuo, deve giocare a Ah, ma mutuo. chi dove 99 ogni mese? Ti sei Un male? mezzo, tu ci hai portato da pure. Sono qua una Sei una concessionaria. Vabbè, c'è il cavalletto qua. E infatti la mettere a terra. Chef, ma tu non capite niente, vero? Non so capendo niente, a me basta io subito capisci. Dopo la pratica è meglio. L'immagine viene mostrata ai giocatori e viene messa sul cavalletto. A questo punto i giocatori si prendono qualche secondo per scegliere tra le 7 carte di didascalia a loro disposizione quella che c'è. Voce fu. Non lo so. Non lo faccio più su io. lo conosco il gioco. gioco. No, non te ne vai. Come non te ne vai? Essere bocciati, chi Come sa. fai cosciata a te? Ma dico metto a mucchi, ne capisco. Comunque l'intro più lunga di YouTube. Vai. Io inizio. Non spiego più! A few moments later. Allora ci sta questa Un cara. esempio, dai. utile. È utile. Allora, Mamma mia, ma che dire un mucco cimitero. ti lo scesso, Guarda il vero cimitero, illumina lo cimitero e Era tira foglio. foglio. Allora ragazzi, a parte gli scherzi. Vai. Anto, ma perché tu hai 2 figli, 3 nipoti e stai qui? Non lo so, ragazzi. Allora, il giudice, in questo caso è Andrea, sceglierà una di queste carte, no? E ce le farà vedere. Poi, ognuno di noi avrà 7 di queste carte in mano. Dobbiamo associare ad ogni carta un meme. Quella che farà più ridere vincerà il turno. Nonex! Vedo, Ma che stanno scegliendo tutto stesso, cazzo? Vai! Faccio vedere? Vai, vediamo. Faccio vedere prima ai ragazzi. Sì, ancora già legge. Questa. Faccio vedere, dai! Guardate. Ma non come fa? Devi associare una di queste frasi alla foto. Vai, dite le vostre frasi. Quella che fa più ridere, vai. Una bella Faccio vedere un po' più vicino. Eccolo. Quando Quando ci avete tutti la frase. Vai, ma che domande di merda che ho? Quando ci avete tutti la frase. Oh, Andrea, che Io foto ce l'ho. hai scelto? Ce l'hai? Enzo, finito, vai. Allora, pure. Tanto tu ce l'hai. Sì. Christian? Non
Ok, allora lascia stare, Cristian vai. Non ce l'ho. Partiamo da Antonio. Vabbè, Antonio. vai, giù, io non ho trovato. Va, dici Cristian, vai. Quando alla riunione del liceo e dopo 10 anni tutti ti chiamano ancora Peppe Piscia sotto. Ma io non c'ho domande. No, zio, non mi piace. Eh. Antonio? Quando il tuo ragazzo esce con gli amici alle 22 e tu programmi una litigata alle 21:45. No. Ce l'ho anch'io. Vai. Quando lo stesso ti sveglia durante il volo per offrirti un pacchetto di nocciolini, scaduto. Chi si mangia i nocciolini? No! Cioè, ma Non lo so, Ah, magari sì, legge. secondo me quella di ieri ce l'ha Enzo, quindi vai tu. Ce l'ho pure io. Ah, la tua è bella proprio. Secondo me sì. Allora, No, vai. vai, già. Quando è il 2 aprile e lei è ancora incinta. Vabbè, Non c'entra con la foto, Dai, devi infatti. entrarci con la foto, se no non ha senso. Tu? Quando ti senti poco bene, cerchi i sintomi su internet e scopri di star morendo. questo è bello. Questo ci sta. Senza quella di Charles. Ci sta questo, dai. assurdo. Questa è la foto per il meme. Ma noi lo possiamo vedere? Sì, 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 Ora vai. la faccio vedere. Vai. Questo è Cristian Massimino a 3 anni, con un dente. Ok, questa qua potrebbe essere brutta. Ma è uguale che lui è Enzo. Oh, Cristian! Oh, Andrea, ma tu Ma nessuno mi calcola! Ma stai zitto! Che c'è? È felice oppure proprio incazzato? Ma che tu cazzo sei ne so? stronzo, Fra? Ma io che ne so se è Fammi felice o vedere sta incazzato? Che ne so? Non lo capisco manco io. Un buon amico, ma ragazzi fatti sta foto. Frate. Vai, comincio io. Quando posticipi la sveglia 22 volte e ti rimangono 3 minuti per uscire di casa. Ma tengo in merda! Ma ci cagna comunque. Andiamo avanti. allora ce l'ho anch'io. Vai. Quando tua madre prova a fare pace dopo averti urlato contro per... Ma che frase dici? Quando Sì. tua madre prova a fare pace dopo averti urlato contro per non aver fatto ciò che volevi. Occhi Ma voleva che lei. cazzo è scemo? Allora, ci sta, Ci può stare. Ma assurda, se questa stiamo a tutti fare. Non è chi è questa? Vai, Antonio. Andò. Quando fai dolcetto scherzetto e qualcuno ti regala uno spazzolino da denti. Questo Questo è ma da c'hai rimasto. 9 figli, ma che domanda? Ma non questo c'è un è da dente rimasto. questo, un dente, cioè, Troppo rimasti che fa? può stare. Ma pure a me fa schifo. Troppo rimasto. Posso io? Quando arrivi in ufficio lunedì mattina e il tuo capo è ancora vivo. Pure Ci può ci stare. Può fa. Siete una dieta. Quando hai passato le ultime 4 ore nascoste in una stanza e finalmente senti tua madre salutare gli ospiti. Cioè, questi sbagliano. Perché non ci Ah, io pure facevi schifo. Sicuro che c'è. Allora, Oh, oh chef Andrea. Allora, secondo me io farei decidere loro sotto... Ma aspettavo quando pubblico io. Se va. Non è una live, Quando arrivi in ufficio il lunedì mattina e il tuo capo è ancora vivo. Allora, sta frase la vince chef. Vai. No, se non ce ne hanno più, però per scegliere. Sì, bello scegliere. Vai a scegliere, sì, sì. Chiedi, metti questa Enzo. Voglio scegliere la foto. Però è bello sul gioco, ci c'è la verità. Che cazzo. Non c'è parla. Frate, tuo padre non sarà vero di te perché sarai bocciato nuovamente. E io lo spero. Scegli una foto. No, ci sceglio di. Scegli. Scelto, fai vedere. Qual è la foto del meme che vuoi farci fare? Papa Francesco. Poi devi fare delle espressioni. Uguale. Ragazzi, Io questa è la foto meme di chef. Oh, io ce l'ho, già la tengo. Ma tu non devi. E poi partecipa purissimo. Vai. Io ce l'ho. Ma più schifo che le prime. Mamma mia, dai. Guardate che sei bella. Io ce l'ho. No, questa è bella. No. Secondo me. Ok, ce l'ho. Vai, Giovanni. La faccia che fai quando la gente ti canta tanti auguri a te. Questa ti sento cringiato. Ci sta. Quando litighi con tuo fratello per giocare all'Xbox e improvvisamente ricordi di avere 38 anni. No, questa è la gente tu 38 anni. 28, Ah, il 3 Questo è bello. giù di 10 anni. Ah, questo è sono bello. 10 anni. Quando vai a donare il sangue per fare colazione gratis e invece ti mandano via a mani vuote con una diagnosi di anemia. A me non è bella, lo dico. Quando vedi il tuo ex con la persona di cui non dovevi preoccuparti. Boh. Ci poteva stare, però. Troppo rimasto. Troppo rimasto. Troppo rimasto. Quando il dentista ti fa una domanda mentre armeggia nella tua bocca. No, io per me vince Antonio, vai a Antonio. Sì. Antonio, le memature. Ma non piccola! Ollo, ma pensi in carta? Porca troia, mi fa pure male. Guarda qua, tutto tagliato oggi. Guarda qua, vai giù. Cioè, quando diciamo, quando stai con il raffreddore, te Dai. metti intorno nei Allora tiriamo qua dietro. Aspetta. Ollo. Ma fra, ma sta a posto. Sì, sta a posto, anche a te. Vai. Eccolo. Questo è bello. Eh, Io ce l'ho. Io ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho. La vedi, Anto? Ok. Andiamo qua, ce l'ho. Posso iniziare io?
prima la prima. Aspetta, fammi decidere. Ah, proprio. Andrea, la prima, sciape! Andrea, c'hai i germi di Io super non supporto, raffreddo. C'hai i super germi. Madonna. Super capocchio. Allora comincio io. Quando provi a rilassarti, ma non riesci a smettere di pensare quando sei brutto. Ma che cosa ci Che dici? Ripeti, non ci capisco. Quando provi a rilassarti, ma non riesci a smettere di pensare quando sei brutto. Mister Uccezzi. Ah, ma sta godendo metaforicamente. Sì. Poi? Quando torni a casa dalle vacanze e trovi la donna delle pulizie sotto la doccia. Ah, questo pure mi Era piace. Se non vinco io! No, fra, per me qua, se non vinco io è grave, Fammi vedere. Posso? Guardate la foto mentre lo dico. Dai. Quando corri in camera dei tuoi la mattina di Natale e li trovi a fare wrestling sotto le coperte. È proprio Natale. Vai, Te ne pure pure capirlo. Ok, io ho fatto quando senti tua madre vantarsi di te con le amiche. E godi. Ci sta, Cosa scegli Antonio? Quando tieni in braccio il figlio neonato di tua sorella e inizi a cercare la tetta. Beh. Tetta ci sta. Tu caso... Capito? Bella. Poi ce ne stanno 2 o 3. Sono tutte belle. Per me vince il top rimasto. Questa era la più bella. Non ci Ma credo. mamma se ne da ora. Quando torni a casa dalle vacanze e trovi la donna delle pulizie sotto la doccia. Che sta godendo. Vabbè, si può fare, si può fare. Chiedi. Ci può stare, ci può va. stare. Però è per video perché è per il video e per cambiare. Puo! È per il video e per cambiare. Oh, Se non faccio mai vincere. Cioè, non mi preoccupare, non mi stiamo avvicinando. Guarda. Cagno mi sticcarti, vanno schifo cesso. Scusami, Sì, ma mo me lo che menziona. No. No, ma buttata la mezza. Vado a ciucciare i coglioni. Ce la faccio più. Ok, io ho scelto. Vai, Posso vediamo. far vedere? Ma io non mi vorrei. Ora te la faccio vedere. È questa qua. Che foto devi dire? Un top rimasto. Ah, questo è un meme famoso. Io ce l'ho. Ok, ce l'ho pure io. Allora, quando sei così povero che salti la cena per andare direttamente a dormire. E secondo me ci sta. No. No. Quando? Questa no. Quando sei così povero che salti la cena per andare direttamente a dormire. Sta moscia mi ha rotto le palle. E poi penso, ora rifà pure. Ci sta. Ok, io ce l'ho. No, tu ne fai. No, posso fare pure prima. Vai. Dicono tu. C'è solo i boomer fanno chef è un boomer e l'ha fatto. Chef sei un boomer? Ma tu segui le ombre del tuo boomer padre? Sì. Ok, boomer figlie. Quando fai un pupazzo di neve con tuo figlio e lui mette la carota sul pupo invece che sul viso. Non già secco, tuo figlio già Ma secco. cosa non Ciao. c'ha senso? no, Ma cosa? Subito Ma bocciato. cosa vai giù? Subito bocciato. Cioè, bellissima! Ma scherziamo. Andrea. Guardatela. Ah no, io ce l'ho! Ah, ce l'hai, vai, Scegliate, scegliate. Ci cagniamo. Quando gli mandi un self struccato e lui risponde chi è questo? Ma vedete connotato. Sarebbe la donna della te come se fosse. Sì. Quando la persona che ti piace si lamenta dei suoi problemi di coppia, vabbè. Ma che è sta cosa? Frate, che sto te? Vabbè, Tutto Andrea, forse. io ho fatto quando tutti e 4 i tuoi ragazzi sono allo stesso pub. Voglio la mia era Comunque bella. non so cazzo. Come ci sente Antonio? No, a me scarso. Quando ti stai facendo delle foto nuda ed entra la tua sorellina per dirti che la cena è pronta. Questo è Antonio. Ma che assurdo perché è tuo cugino! No, fate perché Perché tu lecchi il culo ad Antonio! Non è vero, fa ridere! No! Facciamo ridere! Fa più ridere la mia! Allora tu, diciamo nel progetto Sciale Food, sei quello più inutile. Cioè solo quando avevi 10 anni eri utile. Confermi, Ora sei certo. inutile. No. Ora servi solo per le pagelle e basta. Ma a che servi? Oh, questo pure è bello, guarda questo. Ma che stai facendo qua? Quando tua nonna ti infila 50 euro in tasca mentre stai andando via. Magari. Ci può stare? Ma te ci può stare? Come intanto? Ah, no. Però secondo me mi piace l'Antonio. Ah, mi dà Antonio. Antonio. No, ma io ci no, credo. Tu! Quando tuo padre si dimena per mettere le luci sull'albero di Natale e gli si strappano i pantaloni sul sedile. Ah, ci sta. Pure era normale. Questo pure è bello. Non lo so quale tu hai Vai Antonio, vai. Antonio. Non ci credo, Antonio. Perché c'ha 9 figli, se no... Andiamo su un classico. Sceglilo bene, Antonio. Su un classico, questo è proprio un classico dei meme. Cioè il meme forse Biden, sicuro. è nato con lui. Ah, vabbè. Può essere interpretato. Questo è bello, dai. Ci sta, ci sta. Ci può può essere stare. Allora, interpretato. facciamo vedere sempre però, guardarlo. Io ce l'ho, anche se non mi piace tantissimo. Ok, questo sì. Silenzio tombale. Questo mi fa ridere, però non c'è zecco con me. Vabbè, la dico, dai. pure Quando la perché- prof di spagnolo sta avendo un infarto, dice di chiamare un'ambulanza, ma non lo chiede in spagnolo.
Ah, bellissimo. Hai vinto. Quando la prof di spagnolo sta avendo un infarto dice di chiamare un'ambulanza ma non lo chiede in spagnolo. In spagnolo, per favore. Allora, quando vai dietro alla postazione del DJ e ti lasciano premere i tasti. Cosa c'entra? Non ci fa Il chef è un po' primasto. Io faccio quando stai facendo una storia su Instagram in spiaggia e vedi che un'onda si è appena portata via tutta la roba. Pure ci sta bella questa. Quando bruci i bastoncini di pesce di tua figlia e lei chiede di tornare a vivere con sua madre. Caccia chi sa porta. No, è bella! Ma porta. No, perché fai Andrea, così? punto chi si porta. Non ne capi il senso di questo. Allora, quando hai portato Non hai capito il senso della vita. Può essere. Quando hai portato l'apparecchio per 4 anni e i tuoi denti fanno ancora schifo. Ma che Pure ci c'entra? sta. Pure ci sta. Fate. Quando sei un adulto indipendente ma ancora chiedi a mamma quanto tempo tenere il cibo nel microonde. Per me comunque vince Enzo per quello che ha detto prima. Però non ci azzeccava con me. Vabbè, però No, è spagnolo, sì, sì. No. Chef, ti sei divertito? A me è stato bello, ciao. Chef, questo, allora, dovessi dare un meme tu, senza leggerlo, a questa foto, cosa diresti? Una donna sofferente. Caccia di Ma non sta fatto psicologatrice, cosa vedi? Ah, in che senso? Devi creare un meme su questo, ad esempio quando hai Turam questa giornata a fantacalcio. Quando hai Turam contro il Fantacalcio questa giornata, 3 gol contro, Secondo me è andato in bagno e visto marito e è uscito fuori perché puzzava troppo. Ma ci faccio pensare. Allora ragazzi, chiudiamo il video così, facciamo che... E guagliuccia! Già è finito? Sì. Allora ragazzi, il meme più bello qui sotto, quello che avrà più mi piace, vincerà. Quindi impegnatevi a dare un meme, una frase meme a questa foto. Posso vedere questa foto? Chiudila tu. Quando? Quando? Dici, quando? Un meme. Se ti fa male poi, quando? Quando erano arrivati 50.000 che non sono arrivati, il chef fa anche i futuri parti. Perfetto. Ci sta. La chiuderei così ragazzi. E voglio. Ciao. Però è stato bello. Ciao. Ciao Marosh.